Confindustria Udine alla presenza del presidente nazionale Boccia. A partire dall'esperienza del terremoto, la sfida per il futuro passa attraverso la quarta rivoluzione industriale intelligente. In mattinata sono arrivati ad Amatrice i 70 moduli abitativi donati dalla Danieli di Butrio ad agricoltori e allevatori nelle zone terremotate. La Serracchiani commenta: seguiamo il modello Friuli e le imprese non devono fermarsi. Il nosocomio del capoluogo friulano si è visto rifiutare dal comune di Udine la richiesta di oltre 1 milione di euro da destinare all'impianto di teleriscaldamento. La querel finisce al TAR. Il giorno dopo l'increscioso episodio è venuto alla Dacia Arena durante la partita Udinese-Chievo con i fischi che hanno oltraggiato il minuto di raccoglimento in ricordo di Ciampi, lo sdegno e la condanna del sindaco Onsel. Il tiro anticipato di un giorno per l'Udinese che mercoledì affronterà la Fiorentina. Il club sottolinea non una misura punitiva, bensì una scelta condivisa da squadra e società dopo la sconfitta di ieri. Signore e signori, buonasera e grazie come sempre per aver scelto l'informazione di Telefriuli, l'augurio di una buona settimana. Fra poco vi proporremo i servizi riferiti all'Assemblea Generale di Confindustria, è terminata poco tempo fa con il report e con le interviste dei vari protagonisti. Ma andiamo avanti con le altre notizie. Sono arrivati oggi, grazie alla Protezione Civile regionale, i primi moduli abitativi donati dalla Danieli di Butrio agli agricoltori e agli allevatori di Amatrice, che in questo modo potranno continuare la loro attività rimanendo sul territorio. I moduli saranno in tutto 70, valore complessivo 350.000 euro, ciascuno di 16 metri quadri, dotati di bagno e servizi che permetteranno all'economia di non estinguersi, di rianimarsi dopo il sisma. Bisogna ripartire dal lavoro, ha detto la Presidente Serracchiani, per far rinascere anche queste comunità dopo il dramma del terremoto, come fece il Friuli, che nel 76 seppe rialzare la testa ricostruendo prima le fabbriche, poi le case. Visita della Presidente della Regione Deborah Serracchiani nelle zone dell'Italia centrale colpite dal terremoto il 24 agosto scorso per consegnare ad Amatrice e ad Accumuli i moduli donati dall'azienda friulana Danieli per consentire agli agricoltori di restare vicino ai loro allevamenti e alle loro case. Già nei giorni scorsi, alle celebrazioni per il quarantennale del terremoto, la Presidente aveva sottolineato che se oggi parliamo di modello Friuli è perché 40 anni fa sono state fatte scelte importanti. Oggi, ha detto Serracchiani, cerchiamo di far comprendere anche alle popolazioni dell'Italia centrale che questa è la strada per una buona ricostruzione. Noi siamo ripartiti dalle attività produttive, anche qui abbiamo un'attività produttiva legata alle piccole e piccolissime aziende di allevamento e aziende agricole. Qui hanno bisogno, visto che molti fienili e molte stalle, anche case evidentemente sono inagibili, hanno bisogno di abbandonare le macchine per avere dei luoghi nei quali, seppure in via transitoria, riuscire ad accudire il bestiame e stare vicini ai propri terreni. Quindi i moduli che la Danieli ha messo in disponibilità sono assolutamente fondamentali, sono abitabili, hanno il bagno, la doccia, hanno una pompa di calore sia per il caldo che per il freddo, quindi insomma sono condizioni sicuramente più dignitose per chi in questo momento non può lasciare i propri animali e la propria terra. Nelle prossime settimane continueremo a consegnare questi moduli andranno non solo ad Amatrice ma anche ad Accumuli e a Norcia e ad Arquata, negli altri paesi colpiti dove ci sono le emergenze che ci vengono segnalate naturalmente dai comuni, dalla Dicomac, cioè dal Dipartimento di Protezione Civile e dalla Coldiretti. A nome di tutti i cittadini udinesi e friulani che sono noti in tutta Italia per il loro alto senso dello Stato, esprimo tutto il mio sdegno e condanno quanto è avvenuto allo Stadio Friuli in occasione del minuto di silenzio per commemorare il presidente Ciampi. Il sindaco di Udine, Furio Onsel, interviene così sui fischi che ieri, 18 settembre, allo Stadio dei Rizzi, prima del match tra Udinese e Chievo, hanno rovinato il momento di raccoglimento per onorare la memoria del presidente Carlo Azeglio Ciampi, scomparso il 16 settembre all'età di 95 anni. Stiamo parlando di una figura istituzionale molto importante che ha affrontato uno dei periodi più difficili della storia della Repubblica Italiana, sottolinea il primo cittadino. Ciampi è stato un vero punto di riferimento per l'unità nazionale, uno dei valori fondanti della nostra Repubblica. Ricordo ancora con emozione la sua visita in Castello nel 2002 per le celebrazioni del 26esimo anniversario del terremoto che colpì il Friuli. In quell'occasione incontrò tutti i sindaci terremotati.
È morto all'alba di ieri all'ospedale di Pordenone Alfred Komlev, aviere americano di stanza alla base USAF di Aviano. Il militare che faceva parte del 31esimo Fighter Wing era stato trovato in stato di incoscienza nel suo alloggio all'interno della base ed era stato immediatamente trasportato al Santa Maria degli Angeli. Ancora in corso di accertamento le cause della morte. Alle famiglie e agli amici del giovane sono arrivate le condoglianze del generale Lance Landrum, comandante della base, e del colonnello Stefano Cianfrocca, comandante dell'aeroporto di Aviano. I carabinieri di Martignaco questa mattina sono intervenuti a una fermata dei pullman su richiesta del personale della SAF, dove hanno identificato un 14enne che aveva danneggiato alcuni arredi a bordo della Corriera. Il ragazzo è stato segnalato alla Procura dei minori per l'ipotesi di reato di danneggiamento e affidato ai genitori. Il ripetersi di simili episodi spinge ancora una volta l'azienda ad appellarsi a un maggiore senso civico da parte di tutta la comunità affinché vi sia un uso responsabile del mezzo pubblico, riferiscono i vertici SAF che domani sporgeranno denunce ai carabinieri. Gli atti vandalici, sempre più numerosi, sono particolarmente gravi perché danneggiando i dispositivi di bordo mettono a rischio la sicurezza dei viaggiatori, compromettendo anche il servizio. Si tratta, concludono i vertici SAF, di comportamenti incivili e antisociali contro le cose e le persone che vanno puniti. Entro il 31 di dicembre del 2016 CAFC dovrà incorporare Carnia Acque. Per arrivare all'obiettivo è necessario che i comuni soci di Carnia Acque approvino il relativo progetto di fusione. In questi giorni si susseguono incontri conoscitivi nei comuni della Carnia che puntano invece a una gestione locale del servizio idrico. CAFC assicura c'è la ferma volontà di istituire una società in-house che raggruppi tutti i gestori presenti sul territorio regionale per mantenere il controllo del servizio in Friuli Venezia Giulia. Comuni della Carnia che si stanno battendo da anni per la salvaguardia dell'acqua nel territorio montano, in particolare Forniavoltri, Cercivento e Licosullo, ai quali si sono aggiunti Ampezzo, Forni di Sotto e Zuglio, hanno richiesto un incontro alla Presidente della Regione per avere garanzie certe e ufficiali per quanto riguarda il tipo di gestione del servizio idrico integrato, maggiormente funzionale e idoneo alle comunità, alle tariffe agevolate, agli investimenti futuri sulle reti acquedottistiche e sulle eventuali compensazioni da riconoscere agli stessi comuni montani sul prevedibile sfruttamento dell'acqua. È quanto emerge dal documento presentato a Forniavoltri dal vice sindaco Manuele Ferrari nel corso dei lavori del Consiglio Comunale, riunitosi per esaminare le conseguenze legate alla prevista fusione per incorporazione di Carnia Acque SPA in CAFC SPA. I lavori si sono conclusi con la decisione di rinviare la discussione. La mancata fusione, spiega Ferrari, costringerebbe Carnia Acque a portare i libri sociali in tribunale per la dichiarazione di concordato fallimentare e farebbe saltare il piano di rientro CAFC Carnia Acque e il conseguente rimborso delle annualità dei mutui contratti dai vari comuni. Dal canto suo, il presidente del CAFC, Di Gomboso, sottolinea l'importanza della fusione, tanto più che c'è la volontà di creare una società in-house che raggruppi tutte le altre società pubbliche presenti sul territorio regionale a salvaguardia del servizio idrico. Nel frattempo è stato creato un piano di salvaguardia del personale di Carnia Acque, 47 dipendenti, che saranno tutti assorbiti, e di rientro quinquennale delle somme destinate ai comuni. Il progetto industriale, conclude Gomboso, è di garantire un servizio di qualità in una situazione che nulla ha a che vedere con la possibilità che la gestione delle acque passi in mano a gruppi extraregionali. Le organizzazioni sindacali e aziendali di Hypo Alpe Adria Bank hanno richiesto il coinvolgimento fin da subito delle istituzioni italiane nelle difficili trattative sui licenziamenti collettivi di 100 dei 280 dipendenti. L'esigenza di rendere partecipi le massime cariche governative regionali e nazionali era emersa durante la riunione del 12 settembre al tavolo di crisi al Ministero dello Sviluppo Economico a Roma. Le stesse organizzazioni sindacali denunciano in una nota che la proprietà della banca, il Ministero delle Finanze d'Austria, non vuole interloquire in alcun modo con lo Stato italiano. Per contro, indica quale eventuale sede del prossimo incontro a Milano nello studio legale incaricato dall'Austria a rendere operativi i licenziamenti anziché a Roma. E i vertici austriaci della Hypo Bank confermano il loro atteggiamento ostile nei confronti delle istituzioni italiane, nazionali e regionali. Lo ha detto la Presidente del Friuli Venezia Giulia Serracchiani, commentando la decisione di Hypo di non allargare al Mise e alla Regione gli incontri con le organizzazioni sindacali.
L'europarlamentare Gianni Pittella, capogruppo dei Socialisti e Democratici al Parlamento europeo, sabato scorso ha presentato a Pordenone Legge il suo libro "Scusate il ritardo". Durante l'incontro, promosso da Confcommercio, ha parlato dell'attuale situazione dell'Europa e dato un chiaro segnale agli italiani sul prossimo referendum costituzionale. Gianni Pittella è sicuramente un personaggio di spicco nel Parlamento europeo in quanto capo del PSE. È importante oggi parlare con lui del libro che ha scritto, ma soprattutto sentire in modo molto oggettivo, nonostante sia un uomo di parte, perché è ovviamente rappresentato da una forza politica importante, quello che pensa dell'Europa attualmente. Se il confronto rimane sui contenuti della riforma, io penso sinceramente che non vi sia alcuna possibilità che vinca il no. Chiunque voglia cimentarsi sul merito non può che dire sì al referendum. Poi se invece il referendum viene trasformato in una sorta di sondaggio su chi vuole Renzi e chi non vuole Renzi, chi vuole far cadere il governo e chi non lo vuole far cadere, questa è una distorsione di un istituto importante che mette nelle mani degli italiani una riforma storica. Ci hanno provato tutti, anche quelli che oggi la denigrano, a farla questa riforma. Lo stesso D'Alema, che oggi la denigra, l'ha provata e non ci è riuscito. L'ospedale di Udine chiede al Comune 1.200.000 euro per il teleriscaldamento cittadino, ma Palazzo Daronco dice no, la controversia finisce davanti al TAR. Centrale tecnologica dell'ospedale e teleriscaldamento cittadino, Comune di Udine, azienda sanitaria e universitaria integrata, si affrontano davanti al TAR. Sarà il giudice amministrativo a decidere chi dovrà sborsare 1.200.000 euro per pagare parte dell'opera. Il contenzioso nasce dalla diversa interpretazione che le due amministrazioni fanno degli accordi di programma, stipulati 10 anni fa. Da una parte Palazzo Daronco ritiene che rispettino solamente i costi diretti della gara, che ammontano a poco più di 116.000 euro. Dall'altra l'ospedale insiste sul fatto che il Comune debba coprire il 12% di tutta la fase della gara, per un totale di 1.370.000 euro, quota che comprende il costo di costruzione e gestione attribuibile alle opere connesse al teleriscaldamento di interesse esclusivo del Comune. A nulla erano valsi i tentativi per mettersi d'accordo, prima per via stragiudiziale, poi con un arbitrato eccepito dal municipio. Bilancio record per Pordenone Legge, che chiude con quasi 120.000 presenze, in arrivo anche da fuori regione visitatori. Edizione record per Pordenone Legge, la 17ª edizione della Festa del Libro con gli autori, malgrado il maltempo, ha registrato il tutto esaurito per moltissimi eventi, ma le code, nella maggior parte dei casi, sono state più contenute, merito anche della possibilità di prenotare il posto riservata agli amici del festival, che quest'anno sono arrivati a sfiorare quota 2000. Proprio attraverso gli amici, il presidente della Fondazione Pordenone Legge, Giovanni Pavan, ha deciso di inviare un aiuto alle popolazioni colpite dal sisma del centro Italia, devolvendo 2 euro per ogni amico che saranno destinati a un progetto culturale. Siamo soddisfatti, un anno bello, una bella edizione, grandi presenze, un pubblico molto attento, questo sicuramente è quello che ci piace sottolineare. Una chicca, così visto che l'avevamo ricordato, quest'anno il festival è anche accessibile e in effetti abbiamo avuto tantissime presenze di persone con disabilità che sono state veramente molto contente di poter anche loro partecipare a questi incontri. Macchina organizzativa che ha funzionato decisamente bene, nonostante delle difficoltà che ci sono state non per noi, ma il meteo in tutta Europa ha rallentato qualche volo, però per fortuna tutti gli ospiti sono arrivati, quindi un bravissime alle mie colleghe che seguono l'ospitalità, un applauso enorme agli Angeli, 220 quest'anno che hanno accolto sempre con il sorriso il nostro pubblico, bravissimi tutti i nostri fornitori, tutti i nostri tecnici, perché soprattutto quando il tempo è in movimento è sempre un po' difficile decidere cosa fare, se spostare le location che di solito sono all'aperto, e c'è stata veramente una grande collaborazione, un grande lavoro di squadra. Edizione 2016 da record proprio perché la qualità degli incontri è stata veramente molto alta, e qui il mio applauso va veramente ai curatori, a cominciare da Gianmario Villalta, direttore artistico, per poi passare a Valentina Gasparetta e Alberto Garlini. Senza di loro il festival indubbiamente non ci sarebbe, e senza la loro scelta molto professionale e qualificata il festival non avrebbe i risultati che ha.
E adesso vi riferiamo di una singolare ricerca condotta dall'Università di Udine che ha dato risultati piuttosto importanti. La meditazione alla luce delle neuroscienze, il titolo della conferenza che si è tenuta nella sala di Terrazza Mare a Lignano e ha visto protagonista il professor Franco Fabbro, neuroscienziato dell'Università di Udine, autore di numerosi articoli e libri inerenti alle neuroscienze, la fisica della mente e la spiritualità. L'incontro, aperto dall'assessore alla cultura Ada Iuri, con una breve introduzione del dottor Paschetto, ha visto il professor Fabbro esporre gli ultimi risultati delle ricerche scientifiche che dimostrano l'efficacia della meditazione mindfulness che, come spiegato durante la serata, ha degli effetti positivi sul controllo dell'attenzione, sulla percezione del corpo e sulla capacità di gestione delle proprie emozioni. Recentemente, ad esempio, è stata pubblicata una ricerca condotta dall'Università di Udine in cui è stato dimostrato che chi utilizza la mindfulness presenta una maggior capacità di mantenersi calmo e lucido durante calamità naturali come ad esempio i terremoti. Il professor Fabbro da anni svolge ricerca nell'ambito delle ricadute sulla salute delle pratiche meditative, occupandosi anche della diffusione della mindfulness negli ospedali e nelle scuole con l'obiettivo di costruire un ambiente educativo favorevole alla crescita e all'apprendimento. È in fase di definizione un progetto di ricerca finanziato dai comuni di Lignano e Latisana che vedrà coinvolto il team del professor Fabbro e il centro olistico regionale di Latisana per studiare gli effetti della mindfulness negli studenti delle scuole superiori dei due comuni coinvolti. Cresce l'offerta di strutture sportive nella città di Udine. Sono stati infatti il presidente dell'associazione sportiva Corpo Libero Francesco Callegari e il vice Francesco Pecol a inaugurare il sabato la nuova palestra in via Pola, la terza dopo quella di Ronchi dei Legionari Feletto Umberto. Si tratta di una moderna struttura interamente dedicata al fitness e al benessere con una forte impronta di functional training e alcuni assaggi di arti marziali, in particolare Kung Fu e Karate, sia per adulti sia per bambini. Sottoscritto tra l'Agenzia regionale per la lingua friulana, Comune di Bordano e Cooperativa Farfalle nella Testa un accordo per l'uso del friulano nella struttura museale. L'Agenzia regionale per la lingua friulana, il Comune di Bordano e la Cooperativa Farfalle nella Testa hanno siglato un protocollo grazie al quale avviare una serie di iniziative capaci di favorire l'uso del friulano. Il presidente dell'Arlef Lorenzo Fabbro, il sindaco di Bordano Gianluigi Colomba e Stefano Dal Secco, presidente della cooperativa che gestisce la Casa delle Farfalle, hanno sottoscritto l'accordo convinti che l'utilizzo della lingua friulana nel settore della divulgazione scientifica e naturalistica, della didattica e del turismo ecosostenibile rappresenti uno strumento prezioso e un'opportunità per valorizzare il territorio, la sua biodiversità, anche linguistica, e la ricchezza culturale. L'Arlef coordinerà le varie azioni previste dal protocollo e offrirà la propria consulenza scientifica e linguistica ai vari attori del progetto. Il Comune metterà invece a disposizione il personale del proprio sportello intercomunale per la lingua friulana, per l'attività di traduzione e per il supporto alle iniziative. Nel frattempo la cooperativa ha già predisposto percorsi di visita guidata in lingua friulana, proponendo pure pacchetti didattici specifici in friulano rivolti alle scuole del territorio. Sarà anche realizzata segnaletica e cartellonistica plurilingue, comprensiva della lingua friulana, interna ed esterna alla struttura museale. Sempre la lingua friulana farà la sua comparsa anche sul sito internet, nel materiale promozionale e in tutta la comunicazione ufficiale degli eventi tematici. E come promesso adesso siamo pronti con i servizi riferiti all'Assemblea Generale di Confindustria che si è svolta alla Fiera di Udine che partendo tra l'altro dal ricordo del terremoto di 40 anni fa ha voluto individuare le leve che il Friuli e più in generale l'Italia hanno oggi a disposizione per un rilancio dell'economia, perché come ha esordito il Presidente Matteo Tonon, senza produzione di ricchezza non ci può essere la sua redistribuzione. Puntare alla specialità intelligente, un complesso di fattori che attraverso le scelte di politica economica, non solo industriale, possa generare condizioni di sviluppo e coesione sociale. Un percorso che prefigura la nostra regione quale laboratorio e rispetto al quale funge da catalizzatore la quarta rivoluzione industriale legata alla digitalizzazione. È questo il fulcro della proposta elaborata da Confindustria Udine ed illustrata dal Presidente Matteo Tonon durante l'Assemblea Generale delle aziende associate svoltasi in Fiera Udine, alla presenza tra gli altri del numero 1 nazionale dell'associazione Vincenzo Boccia. 40 il titolo dell'incontro in riferimento agli anni trascorsi dal terremoto in Friuli, un'esperienza drammatica ma anche straordinaria.
Pure la determinazione degli imprenditori fu fondamentale per la ricostruzione. Fu attorno alle fabbriche che si ridiede corpo al tessuto economico e sociale lacerato dal sisma. Lo spirito della ricostruzione, inteso come unità di intenti per raggiungere obiettivi comuni e condivisi, deve essere alla base della nuova ripresa economica. Dal palco della fiera diversi riferimenti alla specialità, originata da ragioni storiche e geopolitiche, ha evidenziato Tonon, ma caratterizzata nei fatti dal governo dell'economia. Un'importante occasione di rilancio della specialità è rappresentata dal prossimo voto referendario. Confindustria attende ed incoraggia la riforma costituzionale per la governabilità del Paese, superando un bicameralismo che giudica paralizzante. Sul fronte economico centrale sarà la manifattura intelligente legata alla digitalizzazione e lo sviluppo del comparto, ha indicato il presidente di Confindustria Udine, ha bisogno di un sistema infrastrutturale efficiente. Tonon ha accennato alla necessità di nuove politiche per la famiglia e poi al fenomeno della migrazione, affermando che un modo per risolvere il problema dell'accoglienza, rispetto al quale sul nostro territorio è stato fatto il possibile, è legato alla sua connessione con l'integrazione. Non è mancato un passaggio sulla riforma delle autonomie locali. Sì all'esercizio in forma associata delle funzioni dei comuni, ma per Confindustria Udine l'articolazione delle UTI avrebbe dovuto tenere conto non della distrettualizzazione sociosanitaria, quanto delle relazioni economiche, dell'integrazione produttiva tra i territori. No comunque al muro contro muro che porta ad una riforma zoppa. Quindi un passaggio per spingere sull'accorpamento dei consorzi e la semplificazione degli enti doppi. Qualche parola di rammarico per il mancato raggiungimento di risultati concreti sul fronte della Confindustria Unica regionale, con la precisazione che comunque il tema è all'ordine del giorno. Dobbiamo tendere al miglioramento, ha concluso Tonon, che ha voluto ricordare le parole di Rinaldo Bertoli, presidente della ricostruzione per Confindustria, e per questo miglioramento siamo impegnati richiamandoci, come 40 anni fa, allo spirito della ricostruzione. E adesso vi proponiamo alcune delle testimonianze dei protagonisti di questo evento. Per un vero rilancio bisogna cambiare l'Europa e le fabbriche. In che maniera? Le fabbriche devono cambiare cavalcando la quarta rivoluzione industriale. Questa è una questione interna alle fabbriche. L'Europa e l'Italia deve cambiare riportando al centro la questione industriale, partendo da 3 elementi essenziali: produttività, in particolare in Italia, quindi con la detassazione dei premi di produzione, riattivazione di investimenti privati e una finanza intelligente per le imprese. Su questi grandi assi stiamo lavorando per delle proposte sia in legge di stabilità in chiave italiana e sia di una idea di un'Europa che sia coerente tra una politica monetaria espansiva e una politica economica invece europea che è esattamente spesso antitetica alla politica monetaria, e questo non aiuta l'Europa nella crescita. Ha anche detto che non è più il tempo di alibi, ma di corresponsabilità. Cosa significa? Significa che dobbiamo evitare l'idea che una volta, che hai detto una cosa non è più un tuo problema ma è dell'altro, quindi costruire un percorso e partecipare a un'idea di progetto del Paese. Questo significa lavorare nei punti in cui ci si crede, a livello di relazioni industriali, nel rapporto con le banche, nei rapporti con i policy maker, e costruire un'idea di Paese che sia più di confronto e meno di conflitto per le soluzioni. Ha dichiarato un'empatia rispetto alle parole del Presidente Matteo Tonon riguardo in particolare alla ricostruzione del Friuli. Perché? Con Matteo c'è una grande stagione associativa che ci lega in termini di identità culturale. Le sue parole sono esattamente in linea con l'idea di questa politica economica di Confindustria, una bellissima relazione che dà l'idea di una regione ma racconta l'idea di un paese, la direzione su cui dobbiamo puntare e andare, e puntando anche sui nostri giovani presidenti come Matteo, che sono elementi di qualità di cui siamo orgogliosi. Lei ha dichiarato che serve una specialità intelligente per il rilancio di una fabbrica 4.0. Cosa significa? Specialità intelligente intesa come un nuovo paradigma da quelle che sono le definizioni della specializzazione intelligente, su cui si è basato il corretto e buon utilizzo della contribuzione europea a sostegno del sistema produttivo, munito dagli strumenti direttamente dettati dalla specialità regionale. Siamo in una fase in cui l'argomento della specialità viene rilanciato all'indomani del referendum costituzionale, in cui vi è prevista anche la riforma del titolo V della Costituzione, in cui si garantisce al Friuli Venezia Giulia la possibilità di continuare a utilizzare la specialità regionale, e capire come questi strumenti possono essere utilizzati per la delineazione di un nuovo modello di sviluppo legato a una fabbrica 4.0, ossia a quella fase di quarta rivoluzione industriale in cui il mondo dei servizi, il mondo della produzione, il mondo dell'automazione e della robotica possano interagire fra di loro e giocare per il nostro sistema produttivo una nuova partita competitiva rivolta al futuro. Il momento è giunto da mo',
se posso usare un'esclamazione. Il tempo è che anche altri prendano decisioni. Ad esempio riguardo ai consorzi industriali, abbiamo sentito della nostra regione, abbiamo sentito il Presidente Tonon invitare ad andare avanti su queste fusioni, sulla capacità di far sistema all'interno della nostra regione, del nostro Friuli in particolare. E io non posso che andargli dietro, l'ho detto da questo palco. Nel senso che noi la decisione l'abbiamo già presa, abbiamo fatto una norma, abbiamo detto dovete andare lì, vi lasciamo le possibilità di farlo, proprio perché non vogliamo imporlo con un atto, ma attraverso un percorso di condivisione. Adesso bisogna che ognuno prenda le proprie responsabilità e decida, dica sì o no a questo disegno. Il disegno del legislatore regionale c'è ed è normato. Adesso vediamo se il mondo dell'impresa e degli enti locali, perché i consorzi industriali sono formati da comuni, quindi da enti locali, da alcuni enti, Camere di Commercio ed altro, e hanno all'interno le imprese. Vediamo se questo sistema riesce a capire che, ad esempio, nel territorio udinese avere un unico consorzio industriale che parta da Osop e arrivi alla USA Corno magari è realmente un elemento di competitività di questo territorio, e se rendiamo competitivo questo territorio rendiamo competitivo un sistema, che è il sistema Friuli, e queste sono le vere scelte da fare. La fortuna si ferma per 2 volte in Friuli Venezia Giulia, con altrettanti 5 nell'ultimo concorso del Super Enalotto. Solo sfiorato il colpo grosso, il jackpot che adesso mette sul piatto 143 milioni di euro, il premio in palio più alto al mondo, il terzo nella storia del concorso. I 2,5, ognuno da 26.000 euro, sono stati realizzati a Tabacchi Rebello in piazza Risorgimento a Pordenone, alle edicole in Galleria Centrale ad Azzano X. Adesso andiamo con la vignetta di Fernando Venturini. Mana mana, mana mana, mana mana. Brucia ancora molto in casa udinese la sconfitta di ieri al Friuli contro il Chievo, dopo il 2-1 subito a tempo scaduto, dopo che la squadra era stata in vantaggio per grande parte del match. I giocatori e società hanno deciso per il ritiro anticipato in vista dell'infrasettimanale contro la Fiorentina, di nuovo al Friuli mercoledì alle 20:45. Già da stasera dunque tutti in ritiro all'Hotel Continental, domani ultimo allenamento prima della gara, che sarà diretta da Paolo Silvio Mazzoleni. Il passo indietro di ieri preoccupa e non poco i tifosi, che hanno rivisto gli stessi limiti di gioco e personalità che la vittoria di San Siro sembrava aver cancellato. Il momento dell'Udinese sarà discusso stasera a bianconero a partire dalle 21. Ospiti di Francesca Spangaro saranno Massimo Giacomini, Andrea Ioim, Massimo Radina e l'allenatore delle giovanili Angelo Morano. Al telefono interverrà l'ex bianconero Fabio Rossitto. La 17ª maratonina Città di Udine parla a Keniano, promosso il nuovo tracciato che da Cividale ha portato quasi 2000 atleti fino al capoluogo friulano. Bilancio più che positivo, nonostante la pioggia, per la 17ª maratonina Città di Udine, che ha tenuto a battesimo il nuovissimo tracciato Cividale-Udine. Il successo premia il Kenya, che si impone nella gara maschile e in quella femminile, con Joas Kipurto Koech e Pauline Eyapan. Koech ha chiuso in 1 ora 2 minuti e 4 secondi, staccando di 1 minuto e 45 il connazionale Eric Kiptai Kibet e di 1 minuto e 51 l'altro keniano Dennis Kiprorir Ruto. Subito dietro il siciliano Alessandro Brancato. La keniana Eyapan ha fatto corsa a sé sin dall'avvio, seconda la giapponese Haruna Takada, che ha superato l'altra keniana Pauline Naragoi Esikon, quarta e migliore italiana la pugliese triestina d'adozione Teresa Montrone, sesta la friulana Marta Pugnetti. Ben 1965 gli iscritti, tra gli atleti più applauditi il pluricampione ridato di ultramaratona Giorgio Calcaterra. Soddisfatti gli organizzatori, con il presidente dell'associazione maratonina udinese Paolo Bordon, che ha promosso il cambio del tracciato. L'idea di attraversare 4 comuni della provincia di Udine si è rivelata vincente. Peccato per la pioggia, ha detto Bordon, che ha compromesso l'ultima parte della gara danneggiando le prestazioni di alcuni atleti. Assieme a Bordon, presente alle premiazioni l'assessore regionale Maria Grazia Santoro, l'assessore provinciale Peppino Govetto, l'assessore del comune di Udine Raffaella Basana, la consigliera della Camera di Commercio Barbara Puschiasis, il direttore commerciale della Banca Popolare di Cividale Maurizio Gattesco e il presidente del Lions Club Udine Duomo Italo Rasciale. In centinaia, nonostante il maltempo, hanno preso parte alla Straudine, partita da Piazza Marconi.
Bene, abbiamo finito. Io ringrazio voi tutti per la cortese e fedele attenzione. Alla prossima, arrivederci.